Guarda, questo nanetto francese che ha avuto l'idea di far mettere i tacchi a corte un giorno intero, ballando e camminando, non ne posso più. Ma guarda che i tacchi non sono mica obbligatori per gli uomini. Servono solamente per andare a cavallo e qui a Venezia. Scusa, stiamo tornando dalla Cavalchina, che è la più bella festa di carnevale che si fa alla Fenice. Aiutami a togliere il tabarro, per Va favore. bene. Ecco qua, mia signora. E questa cos'è? Non saprei, non so. Riformulo la domanda. Come mai questa moretta è caduta dal vostro cappello? Non saprei, magari una ragazza al Florian l'ha persa, si è infilata nel cappello ed è rimasta bloccata lì. Ah, perché adesso al Florian delle giovani borghesi, delle sartine o delle governanti possono entrare a bere la cioccolata. Va bene, sarò stato a messa, una ragazza è andata a fare la comunione, le è caduta e l'ha lasciata lì. Prima che verifichi se il bottoncino sta nella vostra bella boccuccia o addirittura tutta la maschera, vi conviene dirmi dove l'avete trovata. E va bene, prima di venire al Florian sono passato in campo San Polo e volevo vedere il famoso unicorno di cui parlano tutti. E andarci con me vi pareva brutto? E con sto tafanario vi avrebbero scambiato per il tendone del circo. Questa battuta l'avete già fatta. E comunque questa giovane fanciulla aveva le labbra molto ben colorate. Chissà come mai la proprietaria ha deciso di farsi cadere la mascherina proprio mentre voi eravate sotto. Perché i signori sono più vicini, i borghesi sono dietro e quando è entrato l'unicorno ci siamo tirati tutti quanti in piedi e abbiamo esclamato perché è un animale meraviglioso. Pensi che addirittura gli anziani hanno incominciato ad inveire contro le ragazze che erano venuti con i bambini in fasce. Bene, ho deciso. Domani andrò anch'io a vedere questo strano animale e ci andrò accompagnata. E porterò con me la mascherina. Chissà che non riconosca la proprietaria, la starà cercando. Posso venire così magari riconosco chi l'ha persa? Ah, non credo che la riconoscerete dal vestito. Penso piuttosto che sarebbero altri motivi per cui la riconoscereste. Profumo di sandalo, un bel rossetto vermiglio. Non sono tante le ragazze che possono permettersi simili belletti. Su, mia signora. Sapete di essere l'unica nel mio cuore? Dovete farvi perdonare. Sì. In una città bella e ricca come Venezia, un marito sa sempre come farsi perdonare. Questo è mio. Questa rinoceronte e la bigliettaia mi costano più di una tenuta in terraferma, però sempre meglio che cadere nelle ire della mia amata moglie, perché anche le rinni ne avrebbero paura.